E se venuto dentro da una finestra che mi ha fatto danno, avevo appena finito adesso qui. Era, e vedi? Siamo lì, anche questo, bisogna gettare quello che viene. Ma com'è possibile? È possibile. Questo è il mondo italiano. Ha le lacrime agli occhi il signor Vincenzo Ferrarese, 80 anni, ieri, mentre era in ospedale perché la moglie è mancata, ha subito un furto nella loro casa di Noventa Padovana. Non è vita questa. Dopo 2 mesi di sofferenza con la moglie, è morta con le mani in mano. Questa è la vita. Bisogna accettare quello che viene. Perché io questo battagliare Dentro la cassaforte i ricordi di una vita. ha tutto che porta via. La figlia ha detto che dentro la cassaforte che era gioielli, un colliere e 30.000 euro. L'hanno tagliata con flessibile. Ha fatto danni per tutto. Poi il varone della roba. Il signor Vincenzo è provato, la scomparsa della moglie lo ha segnato. I ladri hanno addirittura portato via le camicie che aveva comprato per il funerale, che sarà sabato. Su, qua, e io quel mese qua, cava via tutto qualcosa. E qua. Nuove, questo mi ha messo andare al funerale. Ora mostra la foto della moglie scomparsa, il dolore nei suoi occhi. Ci mostra anche la fede, i malviventi non hanno fatto in tempo a rubarla. Resta questo, un ricordo di un amore lungo più di mezzo secolo. Penso che prima. Prima avevo una compagnia, adesso non penso.